programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Siamo a Villa Emo per cominciare una nuova avventura di Cronache Trevigiane, una puntata che vi parlerà di territorio, dalla sua valorizzazione, parlando di prodotti, ma anche dalle problematiche come quelle causate dalle piogge di questi ultimi mesi. Nella seconda parte approfondiremo appunto il tema della bonifica, in questa prima parte invece incontriamo Oscar Trentin, buona giornata, e Paola Gazzola, buona giornata anche a lei. Fautori, ideatori di questa nuova rassegna, Radicchio in Villa, un modo originale per promuovere il radicchio variegato di Castelfranco e tutti i prodotti del territorio in dei contesti straordinari, Oscar, giusto? Questo abbinamento sicuramente, scusa il gioco di parole, è una nuova ricetta. Il fatto di sposare l'enogastronomia con il territorio, con tutti i prodotti tipici e la cultura, e stasera siamo grati anche al fatto che abbiamo un padrino d'eccellenza. Grande irridato Alessandro Ballan, poi vedremo se giungerà ai nostri microfoni. Paola Gazzola, il 2 dicembre, il quarto venerdì, un appuntamento da non perdere. In Villa Caprera, Castello di Godrigo, ci sarà il quarto evento di Radicchio in Villa e vi aspettiamo tutti numerosi. Certamente, sarà un altro appuntamento dove la degustazione si associa ovviamente al contesto di una villa importante. Allora, cosa dire? Questo è un modo ovviamente di far conoscere il territorio. Voi siete riusciti, Oscar Trentina, a fare squadra tra il Consorzio del Radicchio, la Strada del Radicchio e altre realtà. C'è stato questo grande connubio tra la Strada del Radicchio, il Consorzio di tutela del Radicchio e il Consorzio dei ristoratori del Radicchio. Questa cosa ci ha dato modo di affrontare un percorso che si amplia molto nel territorio, perché comprende anche la possibilità di lavorare con lo slow food, con tutto il mondo dell'agriturismo, con tutto il mondo della ristorazione nel nostro territorio. Questo per far sì che anche il turismo ne traga un vantaggio nel nostro territorio, perché è fondamentale per far conoscere le bellezze che abbiamo, moltissime in questo caso, in tutta la nostra zona. Allora, io vi ringrazio davvero di questa testimonianza, grazie anche a lei. Ci fermiamo qui, ci guardiamo insieme un servizio di Cronache Trevigiane e poi continueremo da Villa Emo a parlare di radicchio, di cultura e di promozione. A tra poco. Serata d'eccezione all'Hotel Fior di Castelfranco, che ha ospitato la nuova edizione del premio Radicchio d'Oro. Una sfilata di VIP e grandi nomi italiani, dalla gastronomia alla cultura, dallo spettacolo allo sport, ha riempito l'albergo. Tutti riuniti e premiati dal padrone di casa, Egidio Fiore, e dagli altri ristoratori del Radicchio nel nome del Rosso di Treviso e del variegato di Castelfranco IGP. Sono loro le eccellenze gastronomiche della terra trevigiana a ispirare la consegna del premio ottenuto a battesimo dalla Miss Italia Stefania Bivone. Oggi ho assaggiato il risotto con radicchio che è buonissimo. Io avevo assaggiato il radicchio però tipo a insalata. Invece con il risotto buonissimo. Tra le personalità dello spettacolo e della cultura anche la signora Miss Italia Patrizia Mirigliani, lo scrittore Roberto Gervaso e l'attrice Vanessa Gravina. Sono molto felice anche perché è la prima volta che vengo qui a Castelfranco Veneto. Il radicchio lo conosco abbastanza bene come elemento, nel senso che da buona milanese la cosa che amo di più cucinare sono i risotti, che è anche quella che mi viene meglio. Per cui il risotto al radicchio è una delle cose che io faccio solitamente insieme al risotto giallo, al risotto agli asparagi, ma soprattutto il risotto al radicchio. Quindi lo conosco molto bene. Questo della zona in particolare ancora non lo conoscevo. Non solo premi, ma anche momento di commozione per il ricordo dello scomparso Marco Simoncelli. Spettacolo dunque, ma anche forti emozioni per la soddisfazione degli organizzatori e in particolare di Egidio Fiore. Siamo alla 13ª edizione, quindi è un premio ambito perché siamo partiti con calma, abbiamo seminato bene, stiamo raccogliendo bene e quindi noi vogliamo portare in tutto il mondo questa immagine della ristorazione trevigiana e dei prodotti tipici trevigiani, sia il radicchio che i formaggi e il prosecco. Tra le stelle dello sport brillano quelle del pallone, premiati il bomber dell'Udinese Totò Di Natale e l'allenatore Francesco Guidolin, castellano doc. Io abito qui e qui vengo a passare spesso delle giornate di relax d'estate proprio in questo albergo da Egidio, da Fior, della famiglia Fior. Quindi è un premio che ritirerò con molto piacere perché ha un valore maggiore per me, perché non solo per il fatto di
prendere questo premio, ma per il fatto che mi venga assegnato dai miei concittadini nella mia città. E rieccoci in questo studio ideale, ancora Villa Emo, in questa straordinaria villa a Fanzaro di Vedelago, per continuare a raccontarvi di questo binomio, cultura della terra e cultura in questo caso architettonica, ma non solo. Chi ci può parlare di questo è il padrone di casa, Nicola Di Santo, presidente di Credito Trevigiano. Buona serata. Allora, un binomio straordinario, dicevamo, serate come queste per parlare di variegato di Castelfranco in una villa straordinaria. Sono i nostri prodotti, i prodotti della nostra terra, prodotti a chilometri zero, come diciamo, una banca a chilometri zero, una villa in un luogo veramente straordinario che raccoglie quindi tutta la nostra arte, la cultura, la storia di queste terre, i sacrifici di coloro che hanno veramente fatto grande questi nostri territori, queste nostre zone. E quindi siamo qua appunto per riconoscere che veramente l'amore per la cultura, l'amore per i beni architettonici portano quindi a evidenziare, a valorizzare i nostri prodotti locali. Anche perché, ricordiamolo, la storia della fattoria di Villa Emo è straordinaria. In questi campi decine di anni fa cominciarono le prime sperimentazioni di quello che era chiamato il Gran Turco. Sì, il mais è una delle prime sperimentazioni, acqua, e quindi che è stato quello che è veramente il messaggio importante di questi luoghi per poter fare la coltivazione del mais, che ha bisogno quindi di questa preziosa risorsa, l'acqua. Questa villa, ricordiamolo, è aperta a chiunque volesse fare una straordinaria visita. Il nostro messaggio è quello di essere una villa aperta a tutti e disponibile a tutti e per tutti, perché è solamente così che noi possiamo veramente esaltare le nostre bellezze e soprattutto insieme veramente valorizzare i nostri prodotti locali. Allora, Nicola Di Santo, grazie davvero per questa testimonianza. Arrivederci. E arrivederci ovviamente, ci fermiamo qua, un servizio di cronache trevigiane e poi scopriremo se ai nostri microfoni arriverà un campione del mondo, Alessandro Ballan. A tra poco. Il vino di oggi è Asolo Prosecco Superiore di OCG, è un millesimato, un 2010. L'azienda è la Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani. Siamo a Montebelluna, un'espressività importante del nostro territorio in provincia di Treviso. Il colore è certamente tipico di questo vitigno, questo giallo paglierino con dei riflessi verdolini. Belle anche queste bollicine, sono fini, numerose, persistenti. Proviamolo al naso. Al naso è delizioso, estrema fragranza, queste note certamente legate al mondo della frutta e al mondo dei fiori. La pera, la mela, certamente alcune note vegetali finali con muschio leggero finale e presenza di lieviti, belli ed eleganti. Proviamolo in bocca. Bello, elegante in bocca, certamente importante per un importante antipasto. Direi un brindisi tra amici assaggiando assieme delle verdure fritte. Evviva! Rosa Bruna, uno spumante metodo classico da uve raboso al 100%. È uno spumante che sosta a lungo sui lieviti ed è dell'azienda di Giorgio Cecchetto di Tezze di Piave. Una novità in tal senso per quanto riguarda una produzione, quindi per dimostrare la ecletticità di queste uve. Dal colore rosa cupo, buccia di cipolla, centrato, evidente, quindi molto elegante questo colore. Del resto è anche vero che se osservo le bollicine sono persistenti, fini, piacevoli da notare per questa lunga sosta sui lieviti.
Il naso è un insieme di fragranza, è un insieme di fragranze di frutta di bosco, è un insieme di fragranze di ribes, è un insieme di fragranze di lamponi, di fragoline, nello stesso tempo anche quella sensazione che determina un po' il tipo che è la foglia di tè. Al palato evidenzia la sua eleganza, vivace, sapido, asciutto, con una sensazione finale che trasferisce al retrogusto proprio queste caratteristiche dei frutti di bosco. Io direi di accompagnarlo con dei paccheri alle melanzane o perlomeno anche con delle tagliate di tonno all'aceto balsamico. Rientriamo in questo studio ideale dedicato al radicchio in villa, questa kermesse, questa rassegna che continuerà con l'ultima serata, lo ricordiamo sempre, il 2 dicembre, da non perdere ovviamente. Chi abbiamo come ospite? Beh, ve l'avevamo promesso, Alessandro Ballan, già irridato e oggi con un pensiero magari un po' ad una tappa tutta trevigiana, perché nella tua terra ci sarà una tappa che giungerà il 24 maggio a Vedelago, è così? C'è una tappa molto interessante, non ho ancora studiato bene il percorso, però l'arrivo è sicuramente vicino a casa, quindi ci tengo a far bene. Speriamo non sia proprio per velocisti, che magari ci sia qualche salita prima, che arrivi un gruppo scremato in centro a Vedelago e che magari possa giocarmi le mie carte. E io arrivo al motivo della serata. Tu hai detto che per far bene mangi solo radicchio variegato di Castelfranco, è così? No, per far bene diciamo che il radicchio è un alimento molto fondamentale per quanto riguarda la mia dieta. Per stare in linea sicuramente mangio tanta verdura e il radicchio di Castelfranco è un prodotto nostro di casa, quindi fa molto piacere, in più se viene abbinato a una stupenda villa come Villa Emo è qualcosa di speciale. Alessandro, tu per il mestiere che fai, per lo sport che pratichi, sei abituato a girare l'Italia, non solo, ma un territorio così ricco di cose, di prodotti tipici, di architettura, di cultura come questo, penso sia un po' difficile trovarlo, no? Ma questo è logico, l'architettura magari si trova anche in molti altri punti d'Europa e anche del mondo, però l'alimentazione che abbiamo qui in Italia secondo me, non perché sono a casa, ma veramente si mangia veramente bene qui in Italia, quindi quando sono all'estero, in Francia o in Spagna, quello che mi manca è l'alimentazione, ma semplicemente da una pasta senti che non è come mangiarla a casa, come mangiarla in Italia appunto. Allora, io ti ringrazio davvero della testimonianza, grazie ancora, in bocca al lupo per tutte le tue cose. Noi ci fermiamo qui e attenzione alla seconda parte di Cronache Trevigiane, volteremo pagina con altri argomenti da non perdere. A tra poco. Dal 2 al 12 dicembre la Pro Martellago organizza la 24esima mostra del radicchio tardivo. Serate danzanti, torneo di calcio, concorso Canaoro, mostra dell'artigianato ed uno stand gastronomico ricco di specialità al radicchio. Vi aspettano a Martellago presso gli impianti sportivi. 24esima mostra del radicchio tardivo a Martellago, una festa tutta da gustare. Dal 2 al 12 dicembre la Pro Martellago organizza la 24esima mostra del radicchio tardivo. Serate danzanti, torneo di calcio, concorso Canaoro, mostra dell'artigianato ed uno stand gastronomico ricco di specialità al radicchio. Vi aspettano a Martellago presso gli impianti sportivi. 24esima mostra del radicchio tardivo a Martellago, una festa tutta da gustare. Rientriamo in questo studio ideale, seconda parte di Cronache Trevigiane dedicata alla bonifica veneta. Siamo in questo caso a Verona, abbiamo colto l'opportunità di questa fiera Geo Oikos per incontrare Giuseppe Romano, presidente di Unione Veneta Bonifica. Presidente, tantissimi concetti perché l'alluvione dell'anno scorso ha dimostrato che qualcosa è davvero cambiato, ogni pioggia porta dei rischi, ma noi non ci stancheremo mai di dire che cos'è la bonifica. La bonifica in Veneto si è appena riformata, riorganizzata. Da 20 consorzi siamo diventati 10 e siamo l'unica realtà per cui c'è stata una vera riorganizzazione.
una riorganizzazione importante, una riorganizzazione sicuramente efficiente, che sta portando anche dei risultati di natura economica. Per cui 10 consorzi in Veneto che coprono praticamente il 65% del territorio veneto, quindi 1.200.000 ettari, dove vive il 90% dei cittadini veneti, e in questo territorio noi gestiamo l'82% dei corsi d'acqua che attraversano questo territorio. Continuando il ragionamento sul consorzio di bonifica cosa fa, ovviamente l'attività di manutenzione è fondamentale. In cosa consiste questa attività? L'attività di manutenzione è sfalcio dei canali, ripristino delle sponde, ripristino di situazioni per evitare esondazioni, ma è soprattutto quella manutenzione di tutti quegli impianti, di tutte quelle opere di proprietà della Regione del Veneto, non dimentichiamo di proprietà della Regione del Veneto, che i consorzi di bonifica gestiscono. Quindi noi chiediamo ai cittadini, ai contribuenti veneti la risorsa, e questa risorsa la mettiamo direttamente nel territorio per manutentare quelle opere che senza la manutenzione ordinaria, quotidiana, 365 giorni all'anno attraverso 1.200 dipendenti, stiamo garantendo, e questa manutenzione è quello che serve per mantenere efficace ed efficiente queste opere che, ripeto, non sono di proprietà del consorzio ma sono della Regione. Su quel contributo io interrompo il Presidente Romano perché dico ci guardiamo questo servizio di cronache trevigiane per scoprire altre opportunità dei nostri territori e poi ritorniamo in questo studio ideale ancora per approfondire quel contributo, quant'è la cifra e come viene spesa, tra poco. È nato il Giardino della Tradizione. 150 ragazzi delle classi prime della scuola media di Roncade hanno piantato 7 alberi diversi provenienti dalla tradizione contadina nel parco della residenza per anziani città di Roncade. Un'iniziativa che si inserisce nei festeggiamenti della Giornata Nazionale dell'Albero organizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale di Roncade. Il sindaco Simonetta Robinato non ha voluto mancare all'appuntamento. Mi pare un'idea straordinaria quella di quest'anno, mettere insieme anziani, ragazzi, la scuola, l'ambiente e le istituzioni come l'amministrazione comunale ma la stessa Fondazione Città di Roncade che si devono occupare del benessere delle persone. Un incontro tra generazioni che si realizza simbolicamente attraverso la piantumazione degli alberi. Questo è lo spirito che ha sostenuto l'iniziativa, un'importante esperienza formativa per i ragazzi che, assicura l'assessore Daniel, sarà replicata anche l'anno prossimo. Intendiamo e siamo già d'accordo con la Fondazione di ripetere questa iniziativa anche il prossimo anno e quindi ampliare questi 7 alberi odierni con ulteriori alberi il prossimo anno, con i loro colleghi di prima del prossimo anno e quindi pensare addirittura a creare una specie di boschetto. Grande soddisfazione per Fondazione Città di Roncade, l'ente che gestisce l'omonima casa di riposo e che per una giornata ha aperto i suoi spazi ai ragazzi delle medie. D'altra parte, afferma il presidente Leonardi, la Fondazione punta a divenire un centro di servizi per il territorio ed è una struttura aperta a tutta la comunità. Abbiamo coinvolto le associazioni, abbiamo coinvolto tutte le realtà possibili della nostra comunità. La casa di riposo deve diventare un centro di servizio per la comunità e quindi il suo ampliamento e poi anche altre idee per il futuro vanno in questo senso. Con 70 ospiti e tutti i servizi necessari per la cura degli anziani non autosufficienti, la residenza Città di Roncade rappresenta una struttura di riferimento per questa particolare funzione sociale e a breve sarà pronta ad offrire ulteriore disponibilità di posti letto, prosegue il presidente Leonardi. Completeremo questa residenza per gli anziani, quindi offrendo anche ai servizi sociali della nostra ULSS la possibilità di altri 50-49 esattamente posti letto per gli anziani. Prossimo appuntamento il 3 dicembre per la posa della prima pietra e l'avvio ufficiale dei lavori di ampliamento. Un appuntamento a cui è invitata tutta la cittadinanza, parola del sindaco Rubinato. Aspettiamo tutti, numerosi, per questa nuova importante tappa di crescita di una realtà che sarà fondamentale per le presenti ma anche le future generazioni. Rientriamo ancora in questo studio ideale dedicato alla bonifica veneta, ancora con Giuseppe Romano, presidente dell'Unione della Bonifica Veneta. Presidente, stavamo dicendo che il contributo ovviamente dei contribuenti è pari a ogni anno 106 milioni di euro. Che voi puntualmente reinvestite in infrastrutture. Che noi puntualmente reinvestiamo in
manutenzione delle opere idrauliche di questo territorio. Il problema è che in questi ultimi 10, 20, 30 anni quelli che vedevamo lungo le strade, quei canali, quei fossi, quelle scoline, tutte quelle opere che sembravano essere lì a caso, invece erano lì anche dalla grande cultura contadina della gestione poi dell'acqua, ecco, con le urbanizzazioni sono state tombinate, sono state deviate, sono state anche eliminate. Oggi viviamo il frutto di questa nostra, chiamiamola, disattenzione? Sicuramente viviamo questo frutto della nostra disattenzione, di una disattenzione di tutti, una disattenzione generale, una disattenzione di chi aveva la programmazione e la pianificazione di questo territorio. Certamente noi di consorzi di bonifica che hanno sempre evidenziato questa grande difficoltà, non avevamo gli strumenti. Oggi fortunatamente qualche strumento la legge regionale, unica o quasi unica in Italia, ci ha dato l'invarianza idraulica, che è una cosa su cui certamente migliorabile, una legge sicuramente da approfondire, ma innesca un principio fondamentale, l'invarianza di quello che succede prima e dopo una costruzione. Vogliamo essere attori e partecipi della gestione di questo territorio. Per questo abbiamo pensato e realizzato questo accordo con l'ANCI, che è l'associazione regionale dei comuni italiani, per portare avanti questo protocollo d'intesa che noi abbiamo chiamato patto con il territorio, un patto con il territorio per pianificare, gestire, intervenire in sinergia, perché le risorse evidentemente sono sempre molto meno, per cui lì i doppioni non devono più esistere, si deve cercare di trovare quelle soluzioni assieme per dare quella risposta a questo bellissimo nostro territorio che è il Veneto. Allora io la ringrazio davvero per questo approfondimento, grazie Presidente, grazie all'Unione Veneta Bonifica per il lavoro quotidiano che svolge. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi le conclusioni rimanendo ancorati a questo tema tra poco. La Marca, l'azienda di autoservizi trevigiana, ha presentato l'esito della commissione interna relativo al presunto abbandono di minore da parte di un controllore il 21 settembre scorso ad Oderzo. L'azienda ha dimostrato con la propria inchiesta interna che la minore non aveva con sé un titolo di viaggio valido e, cosa più importante, che è stata accompagnata alla stazione delle Corriere di Oderzo, dove è scesa dal mezzo di sua spontanea volontà assieme al controllore, il quale si è accertato che la giovane avesse con sé un telefono cellulare per avvertire la famiglia. Sentiamo sulla questione il presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro. Oggi è stata resa pubblica questa indagine fatta da dirigenti, i quali hanno dimostrato ancora una volta l'alta professionalità degli operatori della società La Marca, sia degli autisti, controllori e dirigenti, dimostrando che si sono eseguite tutte le procedure del caso, anche in presenza di un minore non in possesso di biglietto, e per cui c'è la piena assoluzione della società La Marca e del controllore in questo caso che ha seguito la procedura. Questione chiusa per La Marca, che ha accertato la corretta condotta del proprio dipendente tramite i tabulati elettronici del sistema di bigliettazione e le dichiarazioni di numerosi testimoni. Il presidente di La Marca, Giulio Sartor, sottolinea i progressi dell'azienda nella lotta all'evasione grazie al nuovo sistema Movimarca, risultati che consentono di tenere i prezzi invariati dal 2008. Ricordo che La Marca in termini di evasione ha l'1,6% per quanto riguarda il pagamento di non biglietto, quindi una percentuale estremamente bassa quando la media nazionale è del 20%. Questo consente appunto di poter erogare il servizio e tenere il costo del biglietto che è fermo ancora da 3 anni. Rientriamo in questo studio ideale quindi per continuare a parlare di bonifica. Ovviamente i fatti di attualità di questi mesi pongono questo problema al centro delle nostre attenzioni e siamo con Andrea Crestani, direttore dell'Unione Veneta Bonifica. Tre parole, manutenzione uguale prevenzione. Servono i fatti? Sì, certamente sì, i consorzi di bonifica da sempre si occupano di manutenzione, ma lo fanno da sempre all'interno delle aree di competenza, i cosiddetti reticoli idrografici e i comprensori dove la bonifica ha sempre sviluppato questa grande e importante attività di manutenzione. Quello che oggi è un nuovo fronte è l'attenzione che gli stessi enti che noi rappresentiamo stanno avendo per le aree che vanno oltre ai nostri reticoli e parliamo delle aree urbane, sono le aree che
un tempo erano agricole, che sono state dedicate all'urbanizzazione, alla residenza, alle aree industriali, sono le aree cementificate, sono quelle aree che hanno creato però, usando di termini abbastanza forti, questa intrusione dell'urbanizzazione all'interno del tessuto del territorio. Lei faceva vedere delle fotografie che sono eloquenti, dove c'era vicino ad una rete un fossato, un piccolo avvallamento, una scolina che serviva, che era lì dalla notte dei tempi, poi mettono una siepe, scompare tutto e ovviamente l'acqua passa in strada. Parliamo di aree che sono comunali, parliamo di un reticolo di piccola idrografia comunale se non privata. Abbiamo perso nel tempo l'attenzione e la cultura di tenere in manutenzione e di curare il nostro territorio. Abbiamo posto l'urbanizzazione, come dicevo prima, sopra un tessuto agricolo che aveva un reticolo di scolo normale che serviva a garantire il deflusso delle acque. Alla fine che segnale vi attendete? Beh, noi ci attendiamo un segnale importante da parte delle amministrazioni, tutte comunali, che attraverso appunto questo rapporto che i consorzi oggi stanno mettendo sul territorio proprio con le autonomie locali, di tradurlo su dei regolamenti, noi li chiamiamo regolamenti di polizia idraulica, che diano regole e creino un nuovo sentimento, una nuova cultura del tenere in manutenzione il proprio territorio, anche quello sotto casa. E che ognuno quindi si prenda le proprie responsabilità. Allora, grazie ad Andrea Crestani, grazie ad Unione Veneta Bonifiche, noi siamo arrivati alle conclusioni di questa puntata. Cronache Trevigiane come sempre tornerà la prossima settimana, stessa giornata e stessa televisione. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.